La collezione Mellon, ora al Virginia Museum of Fine Arts, fu formata dal gusto sicuro, personale e raffinatissimo di Paul Mellon e di sua moglie Bunny, non solo ovviamente ricchissimi, ma anche pronti a condividere le loro bellezze con chiunque volesse apprezzarle, come può capitare a Palazzo Zabarella di Padova per i visitatori della mostra dedicata ad oltre 70 opere della raccolta. E va detto che le opere sono tutti capolavori, ciascuno degno di copertina, di catalogo, e Paul veniva da una delle famiglie più ricche d'America, ma il suo gusto non era per nulla eccessivo, aveva il dono dello stile e della coerenza e questo appare nelle sue scelte. Il campo era quello dell'arte francese e rifletteva le passioni della coppia: cavalli, barche, mare, giardino, fiori, la serena intimità degli interni. Manet, Monet, Degas, Renoir, ma anche Gauguin, Matisse, Van Gogh e Braque. Ma al di là dei soggetti, della capacità di creare una collezione da museo in casa propria, i Mellon avevano una poetica tutta loro, privilegiavano quadri di piccole e piccolissime dimensioni, sostenevano, non a torto, che in questi piccoli dipinti fosse racchiuso, come in una pregiata essenza, tutto quello che poteva raccontare l'artista, la cui grandezza non si misurava di certo nei metri quadri di tela. Paul e Bunny Mellon, che erano in straordinaria sintonia per quanto riguarda le loro scelte, erano d'accordo nel preferire, privilegiare rispetto ad opere di grande formato dipinti a volte anche di piccole dimensioni, perché erano convinti che vi risaltasse meglio la mano, l'anima in qualche modo dell'artista. Possedere questi dipinti, diceva Paul Mellon, significava anche provare la gioia subliminale di sapere che un giorno sarebbero stati ammirati e amati da moltissime persone. Niente di più vero.